Prima di arrivare a comprare il cucciolo ci servono 40 quintali di tappi, sicché pensate che razza di lavoro c'è dietro per raccoglierli. Poi viene addestrato, l'addestramento dura 2 anni, cioè il primo anno in famiglia affidataria, poi dal termine del primo anno passa con l'istruttore e resta con l'istruttore per un altro anno finché viene donato al non vedente. Questi tappi non vengono macerati e poi buttati via, questi servono a fare le cassette della frutta, sicché vengono tutti riciclati, sicché voi con il vostro aiuto raccogliendoli date un contributo al riciclaggio di questo tipo di plastica. È un comune, gli ultimi dati ve li dico, è un comune che ricicla al 72%. Voi siete piccoli, ma potete fare delle grandi cose e ne farete senz'altro. Una l'avete già fatta ed è quella di raccogliere un sacco di tappi e aiutare queste persone che fanno delle cose per gli altri. Ringraziamo ancora la scuola del Penguin Life Project, lo sapete, vi ringrazio tutti, e il Puppy Walk di Selvazzano che stanno facendo un ottimo lavoro.